Il Signore disse a Abram: lascia la tua terra, la tua parentela e le chiese di tuo pari, parlate terra che ti mostrerai. Io farai di te un gran popolo, ti benedicerai, o farai diventare un evore grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione. O benedicerai quei che ti benediceranno, o maledicerai quei che ti malediceranno. Mediante di te saranno benediciti tutti i popoli di terra. Allora Abramo al partì come che aveva detto il Signore, e anche Lot al partì con lui. Abramo aveva 75 anni, quando alla Sacaran. Abramo al portà da Ursi le sue femmine Sarai, Lot, figlio di suo fradi, duce che aveva in rivata da donne, e tutti i fameis che si aveva comprata a Caran, si metterono in viaggio per terra di Canaan. E Abramo al passare il paese fur par fur, fin tremai al luc san di Sichem, donde dal rol di more. In che volte li aierin a stai cananeos. Il Signore comparì a Abramo e disse: che ste tiere gli darai alle tue giarnasie. Allora Abramo gli fase un altare al Signore che gli era comparito. Di lì, al passare sulla monte, a sorelle Jevad di Betel, e al plantare la sua tenda in mute di Betel, a sorelle Amont, e Ai, a sorelle Jevad. Lì fase un altare al Signore e al preà il nome del Signore. Poi dopo, spostando sempre il campamento, arrivata al Negev. Intanto è capitata la miseria da questieris e Abram alle in Egitto per sistemarsi laiù, perché la miseria era masse nere. Quando stava per rientrare in Egitto, gli disse alle sue femmine Sarai: chialemo, io sai che tu sei una bella femmine. Appena che gli egiziani ti viodaran, avvisaran e le sue femmine, e mi coparan, e te ti lasceran in vite. Non potresti tu di che tu sei mesur, in modo che mi trattin ben anche me per via di te, e che mi sparagnin in grazia tu. E di fatto, quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani avvioderin che aveva una bella femmine. Gli ufficiali del faraon le vioderin e allerin a contare i robononi sul conte al faraon. E la femmine la menarin dal palazzo del faraon. E che l'al trattà ben Abram in grazia di je. Arrivà a ve bestiam minute grand, mus, fameis, siervis, musis e camei. Ma il Signore all'implaià il faraon e tutte la soin per via di Sarai, la femmina di Abram. Allora il faraon al mandà a clamare Abram e disse: «Ce mi ha stufato? Percemo non mi ha studito da Urman che era le tue femmine? Perché ha studito e gli è messur, e così io mi hai chiolte per femmine. Come vecchi la tua femmine, chiolte e vantint. Il faraon all'ordinà a un trop di uomini di menà fin alle frontiere lui, la sua femmine e tutte le sue robe. Spostando sempre il campamento, dal Negev arrivò fin a Betel, proprio tal luogo che aveva plantate la tenda le prime volte, fra Betel e Ai. La che aveva fatta chiamò prima un altare, e lì Abram al preà il nome del Signore. Lot, che era insieme con Abram, aveva anche lui ne mai piccoli e grandi e anche un evore di tendis. La tiere era masse piccole per sistemarsi tutti e due. Aveva in masse robe,
per poter stare insieme. E nasce una baruffe fra i pastori des mandris di Abram e che i des mandris di Lot, in che volte aierin a sta aventi i cananeos e i perisis. Allora Abram gli disse a Lot: no vindi cavilà io e te, e anche i miei pastori sui tiei, che no os infradis. No has tu davanti di te tutte le tiere, dividinsi. Se tu vas a ciampe, io allarai a drette. Se tu impen tu là a drette, io tignerai le ciampe. Lot all'alzai voi e al viodedulo intor tutte le conche del Giordan, bagnate fur par fur, che esprime che il Signor al splantà Sodoma e Gomorra, come il giardin del Signor, come la tiere dall'Egitto fin d'ogni Zoar. Allora al tigni par sé tutte le conche del Giordan e si spostassero Elievat, e così si divideri un dall'altri. Abram si sistemate tiere di Canaan e Lot si sistema tessitas de plane, al plantali sostendis fin a Sodome. La in di Sodome e iere dal dut fur di strade e faceva quintri dal Signor robattis di nocrodi. Il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era dividuto di lui: alcei voi, e di lì che tu sees, chialiti du l'intor, pare in su, pare in giù, de bande de Jevade e dalla mont. Tutte le tiere che tu rivi saviodi, io te darai a ti, e a che dopo di te per sempre. O fasarai cresci la tua giarnassie come il pulvin de tiere. Quanche si arriverà ad ora di contare i grignei di pulvin de tiere, allora si conterà anche la tua giarnassie. Ieviti su, gire a tor par ca e par là, che queste tiere te darai tutte a ti. Abram, cui sostendis, allea sistemassi d'ogni dal rol di Mamre, che a Hebron, e lì i fase un altar al Signor.